Let's go, let's go. Allora, mi chiamo Francesco Luciani, ho 30 anni, sono di Petralba e sono professore di lingua russa. La Russia per me è una terra, è un mio paese, è un luogo dove sono nato, dove campo e dove costruisco un campato tutta la mia vita. La sua ricchezza non è mica unica, ne ha parecchie, c'è parecchie ricchezze, la sua ricchezza è la sua lingua soprattutto, è la sua cultura, la sua tradizione quasi oriente e tutto il scambio di spertire tra gli isolani. Allora, in logica, di modo generale mi sento bene, ma ci sono comunque momenti in cui mi sento male io, perché quando vedo certe faracce, certe boffe persone che abitano l'isola e i suoi abitanti, di sicuro mi piace bene, e di sicuro se la Modena soffre anch'io, perché la Modena moderna, diamo a mio padre, non diamo madre, e se a mio padre, a Modena madre soffre anch'io. Per me è uie perché in Corsica se ne è fatto un passo di strada, è sempre stato stradiando spesso e dunque io ho una strappata io. Allora vivo, è una questione abbastanza mica complicata, ma si può parte, sicuro, perché poi di parte a straffare, c'è anche una maniera di aggregarsi in cui più a sua terra e per portare più volentieri. Ecco. La bene per me è di campare qui, di costruire un bene sul paese e soprattutto di costruire una bene con tutti gli isolani, tra i corsi che li campano qui e soprattutto sviluppando altri domini che possono aiutare a Corsica a progressare, di trasmettere i nostri usi, la nostra lingua, la nostra tradizione, perché non si perdono mica e perché lo si campi da noi vanno bene. Allora, per me la Corsica è una nazione.